Si è risvegliato in un'area verde vicino alla stazione ferroviaria di Padova, dolorante e ancora stordito la mattina dopo Ferragosto. Un ragazzo di 20 anni ha denunciato di essere stato drogato e poi violentato dopo aver trascorso una serata al Pride Village. Quando si è svegliato vicino alla stazione, i suoi ricordi erano ancora confusi. Ha cercato di ricostruire quanto accaduto durante la serata e si è presentato negli uffici della polizia ferroviaria. Gli ultimi ricordi risalgono appunto alla notte di Ferragosto. Il giovane era al Pride Village, aveva conosciuto un paio di ragazzi, pare che uno di loro gli abbia offerto una bevanda. Il giovane ha raccontato di non aver assistito alla preparazione del cocktail, che gli sarebbe stato portato direttamente al tavolo da uno dei due giovani che aveva appena conosciuto. Poi le immagini diventano piano piano più sfocate. L'ultimo ricordo è di lui che viene trasportato a braccio fuori dal Pride dai due ragazzi. Il ventenne potrebbe essere stato narcotizzato con qualche sostanza allucinogena sciolta nel drink e poi portato nell'area verde e quindi violentato. Quando si è svegliato al mattino era dolorante ed è stato curato in pronto soccorso. La denuncia del giovane è arrivata anche in procura. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza del Pride Village per cercare di individuare le persone che erano insieme al ventenne.